Preghiera al miracoloso Cristo di Limpias. Per chiedere una grazia impossibile ed urgentissima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Vieni, Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo. Nella calura, riparo. Nel pianto, conforto. O luce beatissima. Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo. Nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido. Bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido. Drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona eterna gioia. Amen. Alleluia. Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio amatissimo Signore Gesù Cristo, Redentore del mondo, essenza d'amore e di sacrificio, rivolgi lo sguardo su di me, peccatore pentito, e fa che come il buon ladrone possa raggiungere il paradiso, condotto dalla tua mano. Tu, venerabile Cristo di Limpias, preziosa bellezza degli angeli, Re dei re, corona dei martiri, degli apostoli e dei confessori, gloria dei serafini, corona delle vergini. Ti prego di liberarmi dal peccato e raccomando la mia anima al tuo divino Padre, perché mi liberi da tutte le tentazioni e mi renda degno di raggiungere la felicità del cielo. Mio amato Signore Gesù Cristo, per il dolore che hai provato quando sei stato martirizzato e inchiodato sulla croce, per il preziosissimo sangue che hai versato e per l'immenso dolore provato dalla tua Santissima Madre ai piedi della croce, vedendoti morire. Ti chiedo umilmente di concedermi riparo e protezione contro tutti i nemici, mali e pericoli
di liberare la mia persona da ogni malattia e di salvarmi da tutto ciò che può farmi del male. A te vengo, supplicante, perché tu stenda il tuo braccio potente verso di me e mi conceda sollievo in tutto ciò che mi affligge, che mi fa soffrire e provoca disagio. Ti prego, concedimi con la tua generosa bontà l'aiuto necessario per essere in grado di risolvere le difficoltà che sto attraversando e che mi tormentano così tanto. Soprattutto, o mio benedetto Cristo di Limpias, aiutami in questa situazione disperata. Signore mio Gesù Cristo, miracoloso Cristo di Limpias, vieni in mio aiuto. Concedimi la serenità e la calma di cui ho tanto bisogno. Concedimi le tue grazie e i tuoi favori. Concedimi le tue benedizioni celesti. E non smettere di aiutarmi in ciò che con immensa fede e piena fiducia ti chiedo. Lodate siano la sacra passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Lodato sia il Redentore dell'umanità. Lodate siano la sua risurrezione ed apparizione agli Apostoli. Lodato sia il miracoloso Cristo di Limpias. Così sia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.